Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio giovanile, siamo in diretta dallo stadio San Salvatore di Partinico per raccontarvi la sfida valida per la 17ª giornata del campionato juniores regionale girone B palermitano, sfida tra Partinico Audace Athletic Club Palermo. Ancora con l'atteggiamento propositivo il Partinico Audace cerca sempre di andare a riconquistare la sfera alta. Occhio a questa palla che rimbalza tra le parti di Cristian Longo, è una buona opportunità, fallita da pochi passi e poi la mette in out. Aveva tempo e spazio per fare meglio sicuramente. Altro cross, intanto la palla arriva a Cristian Longo che si appoggia al compagno più vicino. Occhio a quest'altra conclusione che si spegne tra le braccia di Di Martino. Quindi occhio a questo tentativo di ripartenza del Partinico Audace con Cristian Longo che in qualche modo riesce a scambiare con Scardina. Avanza il 7, zona tiro per lui, calcia ma sul fondo a cercare più inventiva la formazione nero-rosa. Buono il pallone di Clemente. Sale l'Atletic, arriva fino a dentro l'area di rigore e poi Borgia in due tempi. Rimessa battuta, il tacco di Clemente. Ecco questa palla, forse con un braccio. Il giocatore del Partinico Audace corso. Occhio a questa conclusione, respinta da Borgia, la ribattuta. È il mancino che si spegne sul fondo di gara. Va col destro Scardina, occhio a questa traiettoria che si spegne direttamente sulla traversa. E adesso le occasioni importanti del match del Partinico Audace sono due. Parte Alessi col mancino, la palla arriva al secondo palo, ma si spegne sul fondo. Garufi, forse c'era fallo su corso, l'azione dell'Atletic prosegue. Buona palla per Alessi che passa a vuoto noto. E allora Alessi davanti a Borgia, il miracolo del numero 1 nero-verdi. Tanto questa palla passa, corso, va da Longo. Zona cross, la tiene lì vicino al suo piede. Troppe maglie attorno a lui. E allora Scardina. Aggancia. Prova col destro, blocca. Di Martino. Anche a lui a combattere. Scardina spizza questo pallone di testa, ma la meglio Billecci che poi lancia a cercare Alessi. Calcio di punizione, doppio giallo e quindi cartellino rosso per Gaetano Notò. Cross in mezzo, occhio perché la palla è passata e si deve fare un miracolo importante Borgia, ma non ci sarà calcio d'angolo. Clemente alza le due braccia, vediamo che schema prova l'Athletic, la palla esce e prova un tiro, Billecci tira l'Athletic, chiude Lobaido toccando il suo primo pallone. Occhio però questo rimpallo favorevole a Cristian Longo che prova a puntare la porta avversaria, ancora Longo, buono il suo pallone per Corso che calcia sul fondo, c'era Garufi in aria, tutto solo Lobaido. Corner battuto adesso, esce male in questa situazione Arcaio D'Amico, prova a essere lui all'1 contro 1. Poi c'è questa conclusione, ma l'azione non è terminata. Clemente, un po' fortunato col destro, si sblocca il parziale al San Salvatore di Partinico, 1-0, Athletic Palermo, la sblocca il capitano Clemente Tarantino. Prosegue l'azione Athletic, enormi spazi per Clemente che vuole farlo ancora, gran destro, la respinta di Borgia e poi sulla ribattuta arriva il 2-0, cambia ancora il parziale al San Salvatore con il gol di Alessi, finalmente gli è riuscito anche a lui. Scardina nel tentativo di trovare corso tra le linee, però c'è un ribaltamento di fronte obiettivamente pericoloso con il tiro di Alessi, la deviazione e la parata di Borgia che viene chiuso dai difensori dell'Athletic, quindi ripartenza e c'è il vuoto da quella parte perché Lobaido è completamente in posizione avanzata e quindi tanto spazio per Alessi che va col mancino, conclusione che termina sull'esterno della rete. Corner, colpo di testa, palo dell'Athletic ad un passo dal tris la squadra di Clemente. Triplice fischio che arriva adesso
Vince Athletic Club Palermo al San Salvatore di Partinico per 0-2. Match equilibrato fino al primo tempo, anzi fino all'ora di gioco. Poi la superiorità numerica ha fatto la differenza per i nero-rosa, che incassano il 13° risultato utile e consecutivo, e dopo lo Sport Palermo battono anche il Partinico Audace